Sindaco, una tragedia che ha profondamente scosso la comunità di Zero Branco sulla vicinanza alla famiglia. Sì, è una tragedia che colpisce tutti anche per la dinamica, una dinamica completamente incredibile, mi viene da dire, nel senso che ci si fa fatica a credere, ma che purtroppo genera ancora più dolore all'interno della famiglia e quindi all'interno della comunità. Tra l'altro purtroppo è un episodio che si inserisce in altri episodi di lutto che ha colpito tutta la nostra comunità, quindi siamo ancora scossi dai recenti eventi e questo è un ulteriore colpo per tutti, anche se per quanto possa esserci da parte di tutti, ecco, il cordoglio, l'affetto e la vicinanza, non oso immaginare insomma per queste famiglie e soprattutto per la famiglia di ieri sera cosa si stia vivendo, ecco, in queste ore. C'è chi però sui social ha anche fatto dei commenti non proprio accettabili, diciamo. Sì, questo è uno degli elementi che ho notato anch'io e che mi colpisce purtroppo molto in negativo, perché la comunità prima di tutto dovrebbe essere protezione, dovrebbe essere famiglia, dovrebbe essere a mutuo aiuto, dovrebbe essere vicinanza, empatia, umanità, e a volte però leggere di certi commenti che sono assolutamente inutili, oltre che offensivi, non tanto e non solo rispetto alle persone, ma anche proprio dell'essere prima di tutto uomini, non solo dovrebbero sparire, ma io credo che ci dovremmo tutti quanti, ecco, fare un piccolo esame di coscienza a riguardo, soprattutto perché in questo momento credo sia prioritario il rispetto del dolore delle famiglie, il rispetto del dolore di chi sta veramente soffrendo. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che nessuno dei miei cittadini abbia sentito questo impulso o la voglia di scrivere una cosa del genere, perché non è umanamente concepibile.